Presidente, ad Agrigento per spiegare le ragioni politiche di questa nuova scelta con l'accordo con la Lega. Ecco, qual è il nuovo corso politico della Lega in vista anche delle prossime elezioni europee? Intanto nuovissimo non è, noi abbiamo fatto un patto federativo solo con la Lega, lo facemmo nel 2006, lo abbiamo rinnovato nel 2020, poi c'è stato bisogno di rilanciarlo qualche settimana fa, per essere precisi il 5 ottobre. Le ragioni sono le stesse, è un partito federalista come siamo federalisti e autonomisti noi, e poi in più non dimentichiamo che noi siamo stati, allora ero il Presidente della Regione, i primi che dicemmo di sì alla legge sul federalismo fiscale. Poi ci sono una serie di opportunità legate in particolare al Ministro delle Infrastrutture, il quale, dobbiamo riconoscere, si batte nonostante i 1000 ostacoli perché si faccia quella che era una sorta di bandiera per il Movimento per l'Autonomia, e cioè il ponte sullo Stretto di Messina. Quindi le ragioni di fatto sono queste. Poi ci sono tutte le elezioni, le europee e le politiche prevedono uno sbarramento del 4% e quindi è opportuno che il nostro consenso non si disperda e si concentri in una lista che supera quella soglia. Per le altre elezioni vediamo di intenderci, di capirci, possibilmente di fare liste diverse, possibilmente liste alleate, e poi soprattutto all'Assemblea regionale siciliana, piano piano anche negli altri ambiti istituzionali, è opportuno trovare una sintonia tra di noi. Sarà candidato alle prossime elezioni europee? Sarà candidato alle europee? Ho detto, io sono disponibile a candidarmi alle prossime elezioni europee solo se mi puntano una pistola alla tempia e io dovessi scegliere tra la morte e la candidatura, in quel caso mi candido. Vabbè, la sfida con San Martino potrebbe essere però uno stimolo interessante. Intanto nessuna sfida, io mi auguro che col giovanissimo San Martino si possano ritrovare soltanto le ragioni del dialogo, del confronto e della collaborazione. Poi sfida non ce n'è perché io non intendo candidarmi. Se si candida lui mi fa piacere, ma non ci sarà sicuramente nessuna sfida. La sfida sarà nello spiegare le nostre ragioni, i nostri argomenti ai cittadini, perché possiamo ottenerne la fiducia e il consenso. In questa sala qualche settimana fa risuonava Biancofiore simbolo d'amore, perché è del primo congresso dell'ADC. Lei ha citato più volte la Democrazia Cristiana come matrice comune da un punto di vista ideologico, di formazione politica, però poi alle elezioni bisognerà capire se i democristiani andranno con voi o andranno con l'ADC. Onestamente io non lo so con chi andranno, è stata ovviamente la nostra vita e la nostra storia, la nostra vita politica. Io ho cominciato, si può dire, a 15 anni, ma poi la DC ha chiuso i battenti attorno al 92-94 e quella è un'esperienza, salvo gli ideali chiaramente che devono restare dentro di noi e credo che ispireranno la nostra azione politica, ma nessuna pretesa di definirci, come dire, con una formazione politica che appartiene alla storia e che noi non siamo, come dire, assolutamente legittimati a poterla continuare. Non ci sono le condizioni storiche, geopolitiche, e non c'è una leadership, l'ho anche detto, di uomini che si chiamavano Moro, si chiamavano Fanfani, si chiamavano De Gasperi, si chiamavano Andreotti. Siamo molto lontani da allora. Siamo ad Agrigento e ai miei tempi nell'area politica della sinistra democristiana c'erano uomini che si chiamavano Mattarella, Nicolosi e Mannino, a proposito di Agrigento. Oggi non ci sono uomini di quello spessore e di quel valore, quindi ci possiamo chiamare, come ho sempre detto, anche Organizzazione delle Nazioni Unite, ma se io metto su un'associazione, la chiamo ONU, la gente ride. I rapporti con Schifani c'è stato un piccolo... Ultima domanda la facciamo. Sì, no, diciamo... Penso che debbano essere buoni, è il Presidente della Regione, quindi un cittadino non può che rapportarsi col proprio Presidente bene. Noi abbiamo l'orgoglio, l'onestà, la franchezza di poter dire quello che pensiamo e di poter fare delle proposte. Se queste proposte vengono prese in considerazione, servono soprattutto al governo e alla Sicilia, se il nostro contributo attraverso Roberto Di Mauro, che ha l'assessorato forse più impegnativo, più difficile, nel quale investe il proprio tempo, la propria passione, ma anche il consenso, come vedete, di tanta gente, io credo che questo impegno vada valorizzato
e credo che possa servire alla Sicilia e a tutti, in questo caso non con Schifani, con gli altri assessori, con la formazione politica e con i siciliani non possiamo che raccogliere il loro plauso, a cominciare dal plauso e dalla collaborazione, dalla volontà, come dire, di rafforzare questa esperienza da parte del Presidente della Regione. Passano da un'intesa forte con un partito importante, strategico in Italia, che ha dei dicasteri significativi come quello dell'economia, come quello della disabilità, dei trasporti, ed è recente l'articolo 77 del DDL della finanziaria che riconosce finalmente alla Sicilia dopo 15 anni risorse da qui al 2030 per 630 milioni che saranno importanti per consentire alla Sicilia di non contribuire più con il 49% alla spesa sanitaria ma con il 42%, un risultato che per me è un significato molto importante, perché finalmente segna un risultato che è guarda caso riconosciuto da un partito che ha in questo momento il Dicastero delle Finanze attraverso il ministro Giorgetti. Quindi sono cose importanti. Dalle tante chiacchiere che sono fatte negli anni passati, noi abbiamo pagato dal 2006 fino a quest'anno, fino al 31 dicembre, il 49% della spesa sanitaria. Oggi sappiamo che lo Stato ci rimborsa questo 7% per un valore in un progress che parte da quest'anno 350 milioni fino ad arrivare al 2030 per 630 milioni. Soddisfatto di come stanno procedendo le cose alla regione siciliana di cui lei è assessore? Beh, ci sono tante cose da affrontare, ognuno per il suo ramo sta cercando di fare il possibile. Per quanto mi riguarda rifiuti, energia, acqua, bonifiche, dighe, sono cose importanti, significative, che stiamo cercando di portare avanti. Abbiamo concluso dei programmi, più tardi ne parlerò nel mio intervento, proprio a significare che da quando ci siamo insediati abbiamo impresso un'accelerazione significativa. Sarà un rimpasso? Ma i termovalorizzatori sono un dato di scelta che è necessaria per via anche dell'economia circolare. Non possiamo parlare di economia circolare se poi alla fine non comprendiamo che nel nuovo piano dei rifiuti devono essere tenuti in considerazione il riuso, il riciclo del materiale e quindi una sorta di responsabilità estesa del produttore, e per poi arrivare a che cosa? All'incenerimento degli scarti e quindi un conferimento in discarica del per il 10%. Questi sono i dati che ci ha dato l'Europa, noi ci stiamo adoperando per realizzarli, quindi una posizione politica chiara, evidente, diversa da quella di circa 15 anni or sono, dove allora c'era una posizione che non parlava di economia circolare ma parlavamo soltanto di ingegneria e basta. Adesso abbiamo un processo che è certamente nell'ambito dell'economia importante, perché consente di utilizzare molte materie prime e secondarie. E nel frattempo che si fa? Cioè le discariche si stanno esaurendo? No, ma non è così, è un'informazione sbagliata. Abbiamo finanziato per quanto riguarda la provincia di Agrigento una discarica importante, quella di Sciacca con il CMB, che ci garantirà una sopravvivenza per almeno 10 anni. A Trapani consegneranno nel mese di gennaio la conclusione dei lavori per quanto riguarda circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti. A Palermo abbiamo finalmente consegnato la discarica di Bellolampo. A Caltanissetta non ci sono problemi, ad Enna non ci sono problemi, abbiamo anzi una richiesta avanzata di ampliamento della discarica di Enna per un valore di circa 2 milioni di metri cubi. C'è un problema a Catania, Siracusa e Ragusa, laddove non ci sono discariche siamo costretti a passarle fuori. Infine su Messina c'è in corso una procedura di PAUR, perché c'è un progetto di finanza che proprio ci consentirà di coprire tutta la provincia di Messina e qualcosa anche di parte della provincia di Catania. Alla fine di questo processo la cosa importante da comprendere è che c'è una necessità di rispondere alle esigenze dell'economia circolare di quelle direttive 851 e 852, che portano come finalizzazione del processo ovviamente ai termovalorizzatori. Parlare solo ed esclusivamente di differenziata, parlare solamente di economia
circolare in Sicilia allo Stato non è possibile se non raggiungiamo la finalizzazione del processo dei rifiuti attraverso i termovalorizzatori. Onorevole, parliamo di questo incontro qui con l'MPA di Di Mauro e Lombardo, alla luce di un accordo che già avete siglato la settimana scorsa. Sì, è un piacere essere stata invitata dal Presidente Lombardo e dall'assessore Di Mauro. Qui giochiamo in casa e chiaramente non poteva non esserci. Una federazione che rilancia il patto passato ma che la rinnova, una federazione programmatica fatta basando su idee comuni e interessi comuni. Quello che cercheremo di fare è lavorare per il bene della Sicilia e soprattutto della nostra provincia. Ci affidiamo all'esperienza del Presidente Lombardo e cerchiamo di dare una linfa diversa, facendo manforte di quello che è il nostro partito, la seconda forza di governo con 5 ministeri importanti che sono a disposizione dei siciliani cittadini e chiaramente dei nostri federati. Il Ministero delle Infrastrutture guidato da Salvini, il MEF guidato dal Ministro Giorgetti, il Ministero della Disabilità dalla Ministra Locatelli, il Ministero di Roberto Calderoli, con il quale c'è sempre un'interlocuzione aperta, perché tra le tematiche fondamentali che stanno alla base del patto c'è non solamente le infrastrutture ma anche l'autonomia differenziata. Il Movimento per l'Autonomia appunto fa della sua bandiera l'autonomia e credo che ci sono tutti i presupposti per dire che la nostra è non solo un patto elettorale ma un'unione di intenti. Anche lei è presente a questa convention dell'MPA, una nuova linea politica si riverserà anche sul comune di Agrigento, in qualche modo ci anticipi qualcosa? Sì, penso che questa nuova linea politica sia positiva per il futuro di Agrigento. Agrigento, capitale della cultura 2025, ha bisogno di tante infrastrutture interne e esterne al territorio agrigentino. Penso che questa sia l'occasione buona, può essere il volano per una rinascita economica, culturale, turistica e infrastrutturale, principalmente del nostro territorio e dell'intera regione.